Buonasera ragazzi, come state? Ben trovati, spero che foste presenti, almeno qualcuno tra voi, anche alla diretta che è appena terminata sulla pagina del Fatto Quotidiano, una diretta che abbiamo fatto con grandissimi ospiti dedicata a quella enormità di uomo, di giornalista e di scrittore che è stato Pippo Fava. C'erano Fabrizio Gifuni, grande attore, c'era uno degli autori della graphic novel e poi c'era uno dei suoi migliori amici e devo dire che è stato molto e allievi e devo dire che è stato molto Michele Gambino. È stato molto emozionante parlare di Pippo Fava con chi lo ha interpretato e con chi lo ha addirittura conosciuto. La diretta di oggi devo dire che purtroppo ragazzi non sarà invece analogamente piacevole come quella che è appena terminata su Pippo Fava, per quanto la storia di Pippo Fava sia straziante. Perché non sarà così piacevole? Perché parlerò di persone che non c'entrano assolutamente niente con Pippo Fava, e questo è normale perché la grandezza di Pippo Fava non è normale, ma non c'entrano nulla neanche con la minima decenza morale, e questo fa molto incazzare tenendo conto che alcune di queste persone siedono addirittura in Parlamento, e io ne ho veramente piene le palle di avere in Parlamento delle persone che non meriterebbero di fare nemmeno il rappresentante di condominio a Tegoleto, per fare un nome a caso. Quello che è successo oggi alla Camera è semplicemente sconfortante, è semplicemente abietto, è del tutto ovvio che io sto parlando di quello scienziato, di quel deputato leghista che ha avuto il coraggio di definire neoterrorista, non avete capito male, neoterrorista, Silvia Romano, e neanche si è scusato particolarmente perché poi ha detto sì, ma io ho citato Repubblica, e non è vero, perché Repubblica ieri ha pubblicato un'intervista che si poteva apprezzare o meno, per carità, ma non ha mai assolutamente sostenuto una cosa così enorme di gravità sesquipedale. Ed è ovvio che parlerò di questo, ragazzi, mentre voi state salendo come presenze, ma non parlerò soltanto di tale figura di cui mi ero anche dimenticato volutamente il nome, questo intellettuale contemporaneo che si chiama Alessandro Pagano. Parlerò poi anche di questa decisione meravigliosa, io ve la voglio proprio raccontare con tutto l'afflato, con tutto l'entusiasmo che mi caratterizza. Alla notizia, appena l'ho saputo, proprio io sono esondato in una gioia, in un tripudio interiore, in una felicità assoluta, quando ho scoperto che la regione Sicilia, quella meravigliosa regione straordinaria, purtroppo gestita da figure che non meritano quella regione lì, ecco, Musumeci, governatore, presidente della regione Sicilia, ha allargato la maggioranza, ha fatto entrare in maggioranza la Lega, e già questo fa ridere perché la Lega, ex Lega Nord, che entra nella maggioranza di governo della regione Sicilia, Lega Nord Salvini regione Sicilia, e gli ha pure dato l'assessorato ai beni culturali, quindi la cultura in Sicilia la racconteranno i leghisti. Addirittura questo assessorato riguarda anche non il diffondersi, l'insegnamento e la valorizzazione e la tutela del dialetto siciliano, della lingua siciliana. E chi meglio dei leghisti può insegnare ai siciliani come rispettare, tutelare, difendere, preservare quella meraviglia che è la lingua siciliana? I leghisti, è perfetto, è proprio una decisione scientifica, meravigliosa. Ma io non voglio anticipare tutti questi temi, perché devo dire che io, quando ho letto tutte queste notizie, poi vi parlerò anche dello scazzo ameno che ho avuto ieri sera in televisione con una persona che io stimo oltremodo, quindi magari litigassi sempre con persone intelligenti come Massimo Cacciari, come ieri sera, con cui il minuto dopo saremmo andati a bere insieme, e invece di litigare con dei sottosviluppati con cui sono costretto a relazionarmi, a volte in televisione, non sto dicendo quelli con cui parlo in televisione sono sottosviluppati, mi sto riferendo a quelli con cui più ho litigato in passato, o anche nel recente passato, o nel quasi presente. Ecco, quelli sono delle figure con cui io non vorrei neanche parlare, mentre invece mi piace moltissimo conversare, che ne so, con Carofiglio o con Augias, tantissime persone che lavorano in televisione e che vivono anche in televisione. Con Cacciari è divertente litigare, con altri no, infatti con questi altri neanche li menzionerò stasera, al massimo en passant per mandarli allegramente a fanculo. Però vi dicevo, poi di cosa voglio parlare, anche mi sono segnato anche altre cose. Ah sì, poi questa fase 2, alla fine parlerò anche della fase 2, perché si riapre, da lunedì si riapre, siamo tutti contenti? Sì, sono il primo a essere contento, ne ho tanto bisogno anche, come vedete, da questi capelli che stanno diventando capelli alla Ornella Vanoni, che sono imbarazzanti, un mix tra la Vanoni e, non lo so, Umberto Smaila e Cocciante. Quindi basta, bisogna dare un taglio letteralmente, ma prima di tutto questo io voglio introdurvi la canzone che ho già utilizzato qualche settimana fa, però
quando ho visto Pagano, quando ho visto Musumeci, quando ho visto tutta questa bellezza politica, a me è tornato in mente lui, quest'uomo meraviglioso che sapeva prendere in giro questo paese con aria bonaria, al tempo stesso efferata, e lo ha fatto meravigliosamente in questa canzone qua, e io ogni volta che la sento mi viene da ballarla, mi viene da cantarla, quindi la ballerò poco perché sono seduto, ma la canterò e la dovete cantare anche voi, e nel frattempo vi dovete anche iscrivere alla mia pagina Instagram, perché da domani farò anche delle dirette Instagram extra politiche. Domani alle 17 ci sarà Luca Sommi, solo su Instagram. Chi non si iscrive su Instagram al mio profilo è un... chi preferite, Feltri, Sgarbi o Facci? Decidete voi. Vai con la canzone. Che meraviglia. Abbassare. Abbassare. Con le canzoni senza fatti e soluzioni, la castità, la virginità, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, Ladri di polli, super pensioni, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre, i commentatori dietro politicizzati, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. dici, Cazzaniga, Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Montano Agnelli, Montipirelli, Dribla, Causio che passa Tardelli, Bussiala, Antonioni, Zaccarelli, Gianni Brera, Berzot, Monzon, Panatta, Rivera d'Ambrosio, Laudatoi, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa, Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, non mi do l'eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour. Vediamo, questa canzone la dedico anzitutto ad Alessandro Pagano, ma non solo a lui. Immunità parlamentare, Non te regge più. Abbassare. Il numero 5 sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi sia consentito dire. Il nostro partito serio, certo, disponibile al confronto, d'accordo, nella misura in cui alternativo, alieno ogni compromessa, hai lo stress, Freud al sesso, è tutto un cesso, ci sarà la res. Se quest'estate andremo al mare, solo i soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rumina l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio tu, soltanto tu. Dove sei tu? La adoro sta canzone, la adoro. Quanto era, è e sarà bravo Rino Gaetano, un genio, genio! Uè paesa! Il bricolage, il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, le P38, sulla spiaggia di Capocotto, porta delle illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a dove c'è chi fa la patta, a 7,5 c'è la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente, ma chi me sente,
E allora amore mio ti amo, che bella, ci giurerei, sei meglio tu, che bella, ci giurerei, sei meglio tu, che bella, se non sarei che più, che bella, va bene tu, che giurerei, sei meglio tu, che bella, non sarei che più. Meraviglioso, 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 porca di una misera, non ho fatto in tempo a vedere dal vivo sto fenomeno, che fenomeno, meraviglioso, l'esatto opposto di questi disagiati che sono costretto a commentare, questi disagiati all'ultimo stadio, mamma mia ragazzi, come siamo messi male in questo paese a livello politico. Rino, quanto mi manchi Rino, ci fossero più Rino Gaetano e meno Alessandro Pagano, quanto staremmo meglio. Alessandro Pagano, chi cazzo sapeva chi fosse Alessandro Pagano fino a stamattina? Praticamente nessuno, tranne chi ha avuto l'enorme ventura e fortuna di conoscerlo nel suo percorso meraviglioso nella zona, soprattutto nella provincia di Caltanissetta. A dire il vero lo conoscerebbero anche gli attenti lettori dell'Espresso, perché nel 2018 l'Espresso pubblica un reportage dove sostanzialmente dice: siamo sicuri che la Lega di Salvini sia una Lega così nuova? Non è che soprattutto al sud, per raccattare più voti possibili, sta cercando dei capibastone, sta cercando delle figure che garantiscono dei voti, anche se magari non hanno una storia politica proprio vicina a quella della Lega? Ed è ovvio che non fosse vicina alla Lega. Se sei minimamente amante della tua terra, come cazzo fai dalla Sicilia a candidarti dentro la Lega o comunque in qualche coalizione che contempla anche la Lega, tenendo conto di quello che ha sempre detto la Lega, molti esponenti della Lega, compreso Salvini, nei confronti del Sud e di chi ha avuto la fortuna di nascere e vivere, e tuttora ce l'ha, al Sud. E poi ve le citerò alcune di queste affermazioni. Però ecco, non era particolarmente famoso. Vado subito da lui perché non mi sembra che oggi siano successe delle notizie particolarmente importanti, dico, legate al Covid. Questa qui di cui vi sto parlando è una notizia enorme, perché siamo di fronte a una politica che è completamente svilita e vilipesa, al punto tale che un deputato ha il coraggio di dire determinate cose. Però, diciamo, non parlo tanto di Covid, soprattutto per ora, perché i dati, se volete, ve li dico, i positivi sono meno di 80.000, vittime in leggero aumento, auguri, c'è la gente che apriamo tutto questo cazzo, apriamo tutto, è tutto risolto, da lunedì ristoranti, bar, Cacciari che si arrabbiava perché gli dicevo sì, ma stai calmo perché porca miseria, c'è pericolo soprattutto in alcune regioni come il Piemonte e la Lombardia, sì, apriamo, sono troppo cattivi quelli del governo, 195 morti nelle ultime 24 ore, giù per fortuna i ricoveri, Boccia dice pronte le linee guida per le regioni, cioè i spostamenti interregionali si potranno fare dal 1 giugno, ma solo da regione a regione, cioè le regioni sane, o sane purtroppo non c'è nessuna regione, le regioni che sono state meno colpite per ora dalla pandemia. Altre notizie che vi voglio leggere, no dai, ci sono, niente, dai, vado direttamente, sembra che hanno trovato l'accordo finalmente sulla proposta Bellanova, anche i 5 Stelle più riottosi in qualche modo l'hanno accettata, con qualche mediazione, ma era ovvio che non sarebbe caduto il governo sulla vicenda Bellanova, anzi hanno perso anche troppo tempo, fateci vedere sto decreto e basta, perché era il decreto aprile, siamo già al 15 maggio, 13 o perché. Ma torniamo al nostro scienziato straordinario, questo leghista meraviglioso, che tra l'altro ha una dizione sublime, uno che parla come io parlavo a 4 anni quando mi riempivo di bomboloni, cioè io a 4 anni con i bomboloni proprio nel gozzo, così parlavo meglio. Questo esprime dei fonemi astrusi, bizzarri, allucinanti, si è incartato, ha fatto un intervento, voleva dire che il governo non è andato ai funerali di un poliziotto perché se ne frega dei poliziotti, dei servitori dello Stato italiano, mentre è andato a ricevere chi? La neoterrorista, non ha fatto il nome, ma poi è intervenuta colei che in quel momento gestiva l'incontro e la seduta alla Camera, Mara Carfagna, e si è capito, come era ovvio che fosse, che si stava riferendo a Silvio Romano che continua a ricevere minacce, poi ne parlerò anche di questo, ed è praticamente sicuro che le dovranno dare la scorta. Facciamoci un bel applauso come paese, il paese che sarebbe dovuto migliorare dentro la pandemia. Noi siamo un paese che ha costretto Liliana Segre, 90 anni, scampata da Auschwitz, ad avere la scorta, e adesso diamo la scorta anche a Silvia Romano.
anche per colpa di insigni giornalisti e insigni parlamentari che hanno sparato sterco su questa povera ragazza. E io ribadisco, quelli che hanno scritto e detto certe cose, compreso è una terrorista o comprese le minacce di morte, gli si prende il nome, li si denuncia e li si sbatte al gabbio, compresi certi parlamentari, compresi certi personaggi televisivi, li si sbatte al gabbio serenamente, che ci stiano tanto in galera, tanto nessuno sentirà la loro mancanza. Ma torniamo a questo scienziato che, parlando del fatto che non si era andati, il governo non era andato ai funerali, sbagliando secondo me, del poliziotto tragicamente scomparso, se non ricordo male proprio purtroppo per il coronavirus, è andato invece a omaggiare, secondo il genio Pagano, Silvia Romano. E chi è, secondo Pagano, Silvia Romano? È una neoterrorista. E quando tutti si sono arrabbiati, tutti no, quando si è arrabbiato soprattutto il Partito Democratico, penso per esempio a Emanuele Fiano, che ha una storia, per carità, politicamente quando era renziano per me era insopportabile, ma la storia di Emanuele Fiano è la storia di uno che viene da una famiglia che è stata vittima di nazismo, è una famiglia che ha una storia ebraica, è una famiglia che conosce come i soprusi, le oppressioni e il razzismo. Ecco, quando ovviamente senti queste cose, il PD si è alzato come un solo uomo, ma che cazzo stai dicendo? E è dovuto intervenire la Carfagna per bloccare non il PD, ma per bloccare ovviamente il signor Pagano, che ha minimizzato dicendo sì, ma io sto soltanto citando Repubblica. Non è vero, lui citava Repubblica in che senso? Nel senso che ieri è uscita un'intervista discutibile che è stata fatta a un terrorista che raccontava com'è il mondo che ha rapito Silvia Romano. Quindi diceva, guardate che noi terroristi viviamo così, quei soldi che ci avreste dato, perché non si sa ancora, c'è anche chi dice che neanche è stato pagato il riscatto, chi dice siano 4 milioni, chi dice sia meno, però comunque sappiate che noi viviamo così e così, facciamo queste guerre, ma nessuno diceva dentro Repubblica è una neoterrorista, perché se l'avesse scritto Molinari o se l'avesse scritto qualsiasi giornalista di Repubblica sarebbero stati internati e cacciati immediatamente dall'ordine dei giornalisti, dove mi risulta esserci ancora sia Feltri, sia Senaldi, sia tutti questi scienziati che fanno i titoli a Libera al giornale. Datevi una svegliata voi dell'ordine dei giornalisti. Chi è Alessandro Pagano? Chi è questo fenomeno che improvvisamente assurge alle luci della ribalta e ci riempie d'immenso, ci travolge con il suo genio, con il suo entusiasmo, con la sua bravura, con la sua perfezione dialettica e oserei dire anche contenutistica? È difficile scoprirlo perché, vi ripeto, Pagano fino all'altro giorno si diceva chi cazzè Pagano, anzi neanche ci si domandava chi fosse. Io ho cercato di scoprirlo, ma devo dire che anche molti tra voi l'hanno scoperto perché ho visto molti profili che sono andati a cercare alcune sue storie. Intanto vi consiglio di andarvi a leggere il link che io ho messo nel post immediatamente precedente a questo, perché in fondo ho scritto: se volete saperne di più su Pagano andate qui. E il link a un articolo pubblicato 2 anni fa sull'Espresso, che non è oro colato, intendiamoci. Diciamo quell'articolo non è molto lusinghiero nei confronti del signor Pagano, che sicuramente sarà Churchill in realtà, voi andatevelo a leggere perché ve lo consiglio, vi fate una cultura in più su questo intellettuale contemporaneo che vedrete farà carriera, perché uno che spara una puttanata del genere in qualsiasi altro paese sarebbe fatto fuori dalla politica, invece vedrete che farà carriera. Allora, chi è Pagano? Pagano nel 1994 aderisce a Forza Italia. Nel 1996 è eletto deputato all'Assemblea regionale siciliana nel collegio di Caltanissetta, lui è di San Cataldo, quindi provincia di Caltanissetta, ed è per un biennio assessore regionale alla sanità della regione Sicilia nella giunta Provenzano di centrodestra, giunta non proprio rimasta indimenticabile o comunque non per motivi positivi, ma questa è una mia valutazione politica. Rieletto, e solo politica, rieletto nel 2001 all'Assemblea regionale siciliana, è prima assessore regionale al bilancio e poi ai beni culturali nella prima giunta presieduta da Salvatore Cuffaro o Cuffaro. Quindi siamo nel mondo di Cuffaro o Cuffaro. Fino al 2006, riconfermato deputato regionale anche nel 2006, riveste per un biennio l'incarico di responsabile organizzativo di Forza Italia in Sicilia. Quindi era così bravo per Berlusconi che prima lavora e opera con Cuffaro o Cuffaro e poi gli delegano: pensaci tu a essere il responsabile organizzativo di Forza Italia in Sicilia. Si sta parlando degli anni zero, a cavallo tra gli anni 90 e gli anni zero. Questa è la novità, il nuovo della Lega, raccattare politici con questa storia. Nell'aprile 2008 è eletto alla Camera dei Deputati, quindi finalmente entra nel novero dei politici nazionali, su scala nazionale, perché non gli basta più la bellezza della sua regione, deve andare alla Camera, circoscrizione Sicilia, nelle liste di chi? Del Popolo della Libertà. Componente della 6ª Commissione Finanze, bla bla bla. Che fa poi il nostro Pagano? Alle elezioni del 2013 viene rieletto alla Camera dei Deputati sempre con il PDL, però poi che succede? Succede che il PDL
non va al governo. E allora il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, lui aderisce al nuovo centrodestra guidato da Angelino Alfano. Quindi il nuovo della Lega in Sicilia è incarnato da uno che si è fatto 10-15 anni dentro Forza Italia, Popolo della Libertà, e poi dove è andato da Alfano, della serie di male in peggio. E nel frattempo ha anche avuto degli incarichi governativi regionali con Cuffaro o Cuffaro. Il 18 ottobre 2016 abbandona il nuovo centrodestra perché non gli piace più neanche Alfano, perché Alfano nel frattempo è decaduto, politicamente lo era già, ma insomma diciamo ha meno potere nel 2016. Lui che fa? Aderisce, eccolo qua, a Noi con Salvini. Perché nel 2016 Pagano, che viene da Forza Italia, Popolo della Libertà, e poi Alfano, Pagano avverte il bisogno di diventare leghista. Nel 2016 c'ha la folgorazione sulla via di Pontida, sulla via della Polenta. Si folgora. E Noi con Salvini è il movimento associato alla Lega Nord che cerca di raccattare consensi al sud, dove ovviamente ha sempre faticato molto la Lega, e ci credo tenendo conto di quello che diceva e in alcuni casi dice ancora a proposito del meridione. Coordinatore del partito nel versante occidentale dell'isola, partito Noi con Salvini, Pagano viene rieletto nel 2018 per la terza volta alla Camera dei Deputati, quindi questo è uno che è la terza legislatura, sono 3 volte, sono 3 legislature che è deputato uno così. Rendiamoci conto, 2008, 2013, 2018, quindi sono 12 anni che questo fa il deputato, pensate come siamo messi in questo paese. Allora, ovviamente alle elezioni del 4 marzo, con lui la Lega San Cataldo, il suo feudo elettorale in provincia di Caltanissetta, ha preso il 9%, che è tanta roba, soprattutto nel 2018. Questo ci fa capire perché la Lega verosimilmente si è avvicinata a uno che non c'entrava niente con lui politicamente come il signor Pagano. Perché? Perché garantisce dei voti, perché garantisce dei consensi. Ecco come funziona la nuova Lega, prendere delle persone che non c'entrano nulla. L'Espresso, ve la riassumo questa, scriveva 2 anni fa: nel club dei Salvini Boys della Trinacria si è iscritto anche Alessandro Pagano da San Cataldo, provincia di Caltanissetta, attenzione, berlusconiano della prima ora, che è un vanto, assiduo pellegrino a Medjugorje, pure questo, fedele ultratradizionalista della congrega Alleanza Cattolica, altra cosa meravigliosa, il primo incarico di rilievo del 96, e tutte le cose ve le ho dette. Nel 2016 passa alla Lega Noi con Salvini. Altra cosa che non vi ho detto, lui abbandona Alfano. Perché nel 2016, se non ricordo male? Perché lui non è d'accordo, eccolo qua, è esattamente questo, sì, in dissè, eccolo qua, sì, lui si sospese nel maggio del 2016 da Alfano, dal nuovo centrodestra, prima di abbandonarlo. Sapete perché? Perché non era d'accordo con le unioni civili che furono volute dal governo Renzi. Cioè l'unica cosa buona che ha fatto Alfano nella sua vita, cioè le unioni civili, la Cirinna, lui andò via per quello. Pensate che genio, che scienziato straordinario è Pagano. Ora io non voglio dare troppa importanza a Pagano perché, ripeto, da domani nessuno si ricorderà più del signor Pagano, però voglio dirvi una cosa che è importante, anzi 3. Allora io ritengo molto ferocemente e nettamente 3 cose. La prima è che in un mondo normale, in un paese normale, uno come Pagano in Parlamento non c'entra se non in una gita turistica. Uno che parla in questo modo e che dice che Silvia Romano è una neoterrorista non ha diritto istituzionale, morale, etico e giuridico, oserei dire, per stare in un luogo che dovrebbe essere alto, che dovrebbe essere sacro, democraticamente, come la Camera. Non hai diritto, non hai proprio la struttura, oserei dire, morale, ideologica e culturale per poter stare alla Camera, perché uno che mi definisce una ragazza che è stata 18 mesi imprigionata, in posti pericolosissimi, roba che se ci fosse stato Pagano si sarebbe cagato addosso dopo 2 minuti, come me, anch'io mi sarei cagato addosso dopo 2 minuti, sarei stato terrorizzato, e anche per questo non mi permetto di insultare di sicuro Silvia Romano. Uno che dice quelle cose lì su Silvia Romano, che è una neoterrorista, non merita di stare in Parlamento. Secondo me non merita di stare in nessuna enclave politica, ma men che meno nell'enclave massima italiana, cioè il Parlamento italiano, Camera e Senato. Non esiste sulla faccia della terra. Non ha questo diritto. Seconda cosa, è l'ora di smetterla con questo senso di tolleranza nei confronti di persone che si esprimono in questo modo, derubricandole a sì ma è una provocazione, sì ma è uno scherzo, sì ma l'ha detto ma voleva dire altro. Queste persone vanno denunciate e perseguite per diffamazione e istigazione all'odio. Perché se tu dici a una persona che già ha bisogno della scorta per la rumenta e gli insulti che arrivano dal web e non solo dal web, e lo dici da parlamentare, quindi con un peso, perché nessuno ti conosce ma sei comunque un deputato della Lega, una forza che è data al 26%, in calo tremendo, ma al 26%, e dici dalla Camera che è una neoterrorista,
tu devi essere come minimo perseguito per diffamazione e secondo me anche per istigazione all'odio, ma questa non è valutazione, perché istighi all'odio persone che già la odiano. Quindi è l'ora di smetterla di sottovalutare questo atteggiamento, questo linguaggio, ed è anche il motivo per cui certe persone più famose, purtroppo per noi, di Pagano, che hanno detto più o meno la stessa cosa, e cioè che non è possibile veder tornare una dopo un rapimento con quel vestito lì perché sarebbe come vedere un ebreo che torna da Auschwitz con la divisa nazista, oppure persone che hanno detto è una terrorista o si pente oppure è una terrorista, queste persone qua devono essere perseguite penalmente e sbattute al gabbio laddove si verificasse e si sanzionasse un reato come io credo, perché non ci sono discussioni, non si possono dire queste cose, non si possono dire. Io non so se voi condividete la mia rabbia, ma io la trovo veramente allucinante questa cosa. Poi però, tra l'altro, vi segnalo anche una cosa, perché come ha scritto Omar Mongelli, che io non conosco ma ce l'ho tra i contatti del mio cosiddetto profilo privato che non uso, quindi non mi chiedete l'amicizia perché tanto non lo uso quel profilo, ma insomma, Omar Mongelli ha scritto stamattina nel suo status un commento meraviglioso a proposito di questa teoria secondo cui Silvia Romano, poiché è stata rapita dai terroristi, è tornata e quindi essa stessa è terrorista. È meraviglioso come ragionamento perché è proprio da psicolabili totali. E infatti giustamente Omar Mongelli scrive: interessante il processo mentale per il quale se sequestrata da organizzazione terrorista sei terrorista. Quindi Falcone è mafioso. E Baggio, sbagliando il rigore col Brasile, è un pericolosissimo nazionalista carioca. È perfetto. Cioè, asserire che una perché è stata rapita dai terroristi è tornata ed è diventata essa stessa terrorista è da sottosviluppati mentali, ragazzi. Cioè, non ci sono discussioni, devi essere proprio deficiente e quindi devi essere perseguito. O se preferite, invece che essere perseguito, ti si porta al manicomio. Servizio di igiene mentale, ti si fa un TSO e si cerca di capire dove siano i tuoi traumi, perché sicuramente avrai avuto dei traumi infantili e di sicuro avrai avuto dei traumi di tipo giuridico e di tipo morale e di tipo etico. Quindi queste persone vanno sbattute in galera, senza passare dal via, o meglio, passando dall'alveo giuridico, perché poi qualcuno altrimenti mi prende sul serio, ma intendo dire che questi sono reati. E quando io, per esempio, ho letto una notizia meravigliosa che i PM stanno, a proposito delle minacce ricevute da Silvia Romano e a proposito degli insulti che sta ricevendo Silvia Romano e dalle minacce e dall'istigazione all'odio, stanno indagando anche a proposito del post pubblicato da Vittorio Sgarbi, io ho trovato una notizia meravigliosa, che non è una notizia stupefacente perché è una notizia ovvia. È ovvio che uno che dice che è una terrorista, è chiaro che tu stai istigando all'odio e stai dicendo delle cose di una gravità allucinante, ancor più da parlamentare, per quanto faccia ridere che uno come lui sia parlamentare. Però è una notizia positiva, quindi io spero ardettemente che si possa cantare fra 5, 6, 7 mesi Vittorio Sgarbi in galera, ale, 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 Sgarbi in galera, ale, ale, Sgarbi in galera, ale, ale. Ale, 40 anni di galera, ma anche 30, o se volete 20. Quindi speriamo tutti nella galera civile, democratica, garantista nei confronti di Vittorio Sgarbi, non per cattiveria, ma per quello che sta asserendo e sostenendo. Certo, poi andrebbe fatta una feroce sanificazione di quella cella, perché povera cella, come ne uscirebbe anche soltanto dopo aver convissuto 24 ore con quel che resta di quel personaggetto lì. Ma voglio poi dirvi un'altra cosa che io ho trovato meravigliosa, ragazzi, meravigliosa. Ve lo dicevo prima che facessi partire la meravigliosa canzone di Rino Gaetano. Musumeci che decide di dare i beni culturali della regione Sicilia alla Lega, dandogli un assessorato da cui dipende anche la diffusione, la difesa, la conoscenza e la valorizzazione della lingua siciliana. E chi ci metti? La Lega e Salvini. Ma sarebbe come se uno mettesse Orfini all'insegnamento dell'erotismo. Oppure come se uno mettesse alla cultura Gasparri. Ma che cazzo di ragionamento è? Come fai a mettere in Sicilia assessore ai beni culturali di una regione straordinaria, piena di bellezza, piena di storia, piena di particolarità, piena di meraviglia, piena di desiderio di riscoperta, di valorizzazione, di rinascita? Ai beni culturali ci metti la Lega. La Lega. Ma che c'ha nella testa certa gente? Lo so benissimo cosa c'ha, doveva allargare la maggioranza, renderla più forte, prendi la Lega e sei a posto, ti blindi. Non sono scemo, l'ho capito il calcolo politico, l'abbiamo capito tutti. Ma noi ce lo ricordiamo e ve lo ricordate. Quello che ha detto in questi anni
Non Salvini e basta, la Lega, a proposito del Sud e del Meridione. In questo senso io ho apprezzato molto un post di Domenico Epaminonda, che è un'altra persona che io non conosco, ma che ho tra i contatti privati, che devo dire scrive molto bene. Come molti tra voi, c'è qualcuno che purtroppo ho nel profilo privato, dico purtroppo perché è gente di destra che mi tocca cancellare, non perché sia di destra, se è di destra va bene, ma se è gente di destra che vedo poi nei post, nei loro commenti scrivono Silvia Romano merda, Conte devi crepare, Salvini sei un idolo, non c'è entrato un cazzo con me, quindi non mi chiedete l'amicizia perché non voglio avere nulla in comune con voi e voi con me, quindi evitate. Però molti tra voi mi state non stupendo, mi state piacendo tantissimo per quello che scrivete. È il caso di Domenico Epaminonda, che si è preso la briga e di certo il gusto, ma credo poco in realtà, di elencare alcuni highlights degli insulti della Lega al Sud. Per esempio, 2009, festa di Pontida, famosissima, Matteo Salvini, famosissima non la festa di Pontida, tutto sommato che sti gran cazzi, intendo dire famosissimo quello che sto per dire, cioè il video. Matteo Salvini intona il coro, senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani. In seguito ha precisato, sono troppo distanti dalla nostra impostazione culturale, dallo stile di vita e dalla mentalità del nord. Non abbiamo nessuna cosa in comune, siamo lontani anni luce. Che sono proprio frasi perfette per un partito che poi avrà la responsabilità di insegnare, valorizzare la cultura siciliana. A chi lo dai? Alla Lega, con gente che parla così. Va detto che per questa frase poi più volte Salvini si è scusato dicendo era un coro da stadio, avevo bevuto un bicchiere di birra, era una cosa goliardica, per me non fa ridere manco per il cazzo, però ha chiesto scusa. Diciamo che questa gliela posso anche derubricare, ma andiamo a scoprirne altri. 2011, in merito al terremoto dell'Aquila, l'europarlamentare Mauro Borghezio, già mi fa ridere le palle pensare che Borghezio sia stato europarlamentare, pensate alla depravazione che ha questo paese. Borghezio è stato europarlamentare. Ha detto, a proposito del terremoto all'Aquila, questa parte del paese non cambia mai, l'Abruzzo è un peso morto per noi come tutto il sud, il comportamento di molte zone terremotate dell'Abruzzo è stato singolare, abbiamo assistito per mesi a lamentele sceneggiate. Sono frasi bellissime, diamogli proprio, ma anche in Abruzzo da ora in poi i beni culturali dateli alla Lega, perché se li merita. Agosto 2012, Matteo Salvini su Facebook, una sciura siciliana grida e dice vogliamo l'indipendenza, siamo stanchi degli attacchi del nord. E vai, fa anche la battuta, la sciura che se ne vuole andare, lui tutto contento, il Ganassa e Bauscia milanese che è contento così il sud si leva dai coglioni, almeno questo sembrava da questo suo post straordinario del 2012 agosto. Settembre 2012, Vito Comencini, segretario di sezione e vice coordinatore provinciale dei giovani padani, pensa che culo sto, cioè questo vice coordinatore provinciale dei giovani padani su radio, e ne parla su Radio Padania, cioè una sfiga dopo l'altra sto poro, Vito Comencini. Carta igienica al sud che devono ancora capire a cosa serve. Ma qui siamo all'intelletto puro, questo è il genio assoluto. Novembre 2012, Donatella Galli, che non so minimamente chi cazzo sia a dire il vero, quindi spero che Paminonda l'abbia trovata bene sta voce, sto nome, consigliera leghista della provincia di Monza e Brianza, sti gran cazzi. Invoca l'aiuto dei vulcani per pulire il sud. Forza Etna, forza Vesuvio, forza Marsili. Dagli, tal Donatella Galli. Questo è stato bravo Epaminonda perché su internet circola una frase che viene attribuita a Salvini, ma non è di Salvini. È un fake e quindi se Salvini vi becca vi querele fa anche bene perché non è sua. La seguente dichiarazione inizialmente attribuita a Matteo Salvini è invece di Luca Salvetti, dei giovani padani di Mantova. Erano tutti geni sti giovani padani di Mantova, giovani padani in generale e anche di Mantova. Ed è stata pronunciata nel corso del congresso dei giovani padani del 2013. Pensa che genio che ci deve essere stato. Dove vai oggi? Al congresso dei giovani padani. Ci deve essere proprio stato. Si guardavano proprio, oh, c'è Einstein, chi c'è lì? Adenauer, chi è quello? Aldo Moro, vieni anche tu. I giovani padani che si ritrovano nel 2013, i giovani padani, dove ci sono Matteo Salvini e tale Luca Salvetti che proferisce queste frasi che sono state erroneamente attribuite a Salvini. Ho letto sul Sole 24 Ore che ancora una volta verranno aiutati i giovani del Mezzogiorno. Ci siamo rotti i coglioni dei giovani del Mezzogiorno, perché così parlano i giovani padani. Ci siamo rotti i coglioni dei giovani del Mezzogiorno, che vadano a fanculo i giovani del Mezzogiorno, dice tal Luca Salvetti dall'alto di questa grande fava massima.
Al sud non fanno un merito cazzo dalla mattina alla sera. Senti come parla bene, persino peggio di me questo Luca Salvetti. Al di là di tutto sono bellissimi i paesaggi al sud, il problema è la gente che ci abita. Senti che cultura, che genio, bene che bisogna dargli i beni culturali alla Lega perché sono perfetti per valorizzare queste terre e queste persone nei confronti delle quali hanno un rispetto, oserei dire, decennale, ventennale, trentennale. Pensate poi a quello che diceva Bossi o a quello che diceva Calderoli ai bei tempi, sono cose meravigliose. Bravo Musumeci, bravissimo a dare i beni culturali della regione Sicilia alla Lega, sei un gigante, bravo così. Sono così, dice sempre Salvetti. Quanto cazzo parla sto Salvetti? Che due coglioni che mi hai fatto. Sta sempre parlando dei meridionali. Sono così, loro ce l'hanno proprio dentro il culto di non fare un cazzo dalla mattina alla sera. Mentre noi, milanesi, lombardi, siamo abituati a lavorare dalla mattina alla sera e ci tira un po' il culo. Sei un genio, perché loro lavorano mentre il Sud non fa un cazzo. Grandissimo Luca Salvetti, eroe assoluto. E Matteo Salvini, stavolta è proprio lui, nel 2014 riguardo ad una possibile riforma della scuola, bloccare l'esodo degli insegnanti precari meridionali al nord. Guai se gli insegnanti meridionali arrivano al nord perché sono brutti, perché non sanno insegnare nulla, mentre loro, quando andranno in Sicilia, adesso insegneranno i beni culturali a una regione come la Sicilia. È meraviglioso, è straordinario, questo è un paese meraviglioso e si dice che Musumeci sia uno dei più bravi nel centrodestra, e probabilmente anche vero. E infatti è uno che ha gestito benino l'emergenza Covid, per quanto non fosse una grande emergenza in Sicilia, ma è stato bravo. Ma se Musumeci è il meno peggio, figurati gli altri devono essere molti, non dico tutti, ma molti più o meno della tempra, della tigna e della preparazione e del nerbo di Alessandro Pagano, voglio immaginare, perché se Musumeci è il meglio, figuriamoci gli altri. Dicembre 2014, ancora il leader del Carroccio, credo il leader del Carroccio attuale, quindi Salvini, non credo il leader dell'epoca, ma era già comunque lui, quindi è sicuramente no, è sicuramente Salvini. Chi scappa non merita di stare qui, lo considero un fannullone, e non è un caso che a scappare siano africani e meridionali, gente senza cultura del lavoro. Urca miseria, addirittura proprio sì. Cioè gli africani e meridionali, secondo Salvini, pensano tutta la vita a scappare e andarsene, perché non hanno la cultura del lavoro. Senti che stereotipi, ma come sono perfetti questi stereotipi per dare la regione, la cultura della regione Sicilia a quelli che espletano e vomitano certi stereotipi sul sud. Mi sembra perfetto, è una cosa meravigliosa. Ce ne sono tanti, ve ne cito soltanto l'ultimo. Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso. Dove cazzo l'hai trovati sti nomi Epaminonda? Ma chi cazzo è sta gente? Per me l'ha inventati Epaminonda questi nomi, non lo so. È proprio per questo che invito ad assumere trevigiani, dice tal Leonardo Muraro. I meridionali vengono qua come sanguisughe. Addirittura sono sanguisughe. Cioè io me li immagino tutti quelli del sud che si trovano. Ragazzi, che si fa? Si va a Treviso, che si fa le sanguisughe. Voglio andare a Treviso a fare la sanguisuga. Così lo faccio e si incazza tale Leonardo Muraro. E tu vedi tutti questi che arrivano al sud e arrivano tutti a Treviso perché gli piace proprio Treviso, e a Treviso arrivano e fanno tutti le sanguisughe. Faccio la sanguisuga. Ma roba da matti. È un partito meraviglioso. Diciamoci la verità, ragazzi, ma la Lega è un partito meraviglioso, ma in generale la destra è meravigliosa, ma la destra ci sta dando delle soddisfazioni, ma straordinarie, ma meno male che c'è una destra così, anzi mi dispiace che non siano al governo, perché come vorrei veramente gente come Pagano al governo io. Quanto sarebbe bello avere al governo queste persone che ho appena citato, di cui ho appena letto con un certo ardore, con una certa anche commozione, oserei dire, etica, certe loro affermazioni. Come sarebbe bello avere al governo il sindaco di Ovindoli, che ha reiterato la battuta su Silvia Romano che sarebbe come un'ebrea che torna da Auschwitz col vestito nazista. Come sarebbe bello avere l'ex capo della municipale di Cosenza, che ha fatto degli insulti terrificanti, ha espletato anche lui degli insulti terrificanti su Silvia Romano, salvo poi dire ma la mia era una battuta da Charlie Hebdo scritto senza l'H perché sono pure ignoranti. Come sarebbe bello anche avere al governo, o comunque avere quella fazione che ha contemplato e che è comunque la fazione di quel consigliere venetista di Asolo che ha detto a proposito di Silvia Romano impiccala. Perché non ce li abbiamo al governo? Perché io devo avere al governo delle persone brutte come Bersani? Bersani è brutto, Bersani lo vedi che è triste, Bersani è uno che probabilmente beve il vino, gioca a carte, scherza, legge dei libri, si lava, piange quando vede un bel film, si commuove quando ascolta un concerto dei Pink Floyd. Che persona di merda che è Bersani, brutto. Speranza, che brutta persona è Speranza, lo vedi Speranza? Sembra una persona seria, una persona che addirittura soffre quando muoiono i suoi concittadini. In qualità di ministro della salute si sente doppiamente empatico, doppiamente partecipe, doppiamente responsabilizzato.
Ma che triste, che brutto. Ma cerchiamo di mettere, ecco, mettiamo la salute Pagano. Pensa come sarebbe il ministro della salute, chi hai messo? Pagano, ma chi? Quello di Caltanissetta, San Cataldo, sì. Ma quello che aveva detto neoterrorista romano, sì. Perfetto, bravo, mettici lui. Facciamo così. Il consigliere di Asolo, quello che ha detto in piccola, diamogli gli interni. Facciamo un bel governo così. Musumeci gli si dà agli esteri. Ormai Musumeci che va agli esteri, bello. Musumeci che dialoga con Trump, bello che sarebbe meraviglioso. Così bisogna farla. Beh, io voglio un governo così. Quindi io d'ora in poi voglio difenderla, la destra, perché è così, ma riesce a dare ultimamente così il peggio di se stessa che è oltre anche la satira, fanno tutto da soli. Meraviglioso, grande Musumeci, i beni culturali vengono dati alla Lega in Sicilia. È straordinario. Se ce l'avessero detto 2 anni fa gli avremmo sputato in faccia uno che avesse fatto una battuta del genere. Ma adesso succede ed è anche normale. È meraviglioso. Che paese meraviglioso che è questo. È straordinario davvero. Ragazzi, sono veramente contento. Proprio sono tanto contento di vivere in questa epoca storica, perché è un'epoca storica bella, meravigliosa, felice, anche comoda, serena. Poi abbiamo anche la pandemia, abbiamo dei grandi rappresentanti istituzionali, abbiamo un giornalismo che è meraviglioso, che scrive delle cose sublimi, abbiamo gente che va in televisione come Senaldi, è bello, dai, ma che bella epoca storica è. E devo dire che è bello anche, e poi vi saluto perché fra 10 minuti c'è il grande Peter Gomez che ci darà delle notizie che altri non ci danno con il suo Sono le 20 sul 9. Devo dire che io sono anche contento per questa aria di leggerezza, questo è un verso, una mimica che faceva spesso Gaber quando stava sul palco, di leggerezza che viene pronunciata e utilizzata dal centrodestra ma anche da parte del centro-sinistra a proposito della fase 2, perché c'è tutto un clima come a dire dai, finalmente aprono perché Conte ci aveva rotti i coglioni, il PD ci aveva rotti i coglioni, i 5 Stelle ci aveva rotti i coglioni, adesso apriamo perché basta, su dai, ci siamo annoiati, Cacciari si è annoiato, Sgarbi si è annoiato, Feltri si è annoiato, Senaldi si è annoiato, Becchi si è annoiato, quindi bisogna aprire. Allora ragazzi, premesso che Cacciari è una cosa, gli altri che ho citato sono un'altra, quindi con massimo scherzo con gli altri già mi dovrebbero pagare perché li cito, perché li rendo famosi. Ma se si tratta di dire siamo contenti perché da lunedì prossimo, toccando ferro, non useremo mai più le autocertificazioni, io ovviamente sono contento. Se mi dovete dire sei contento che riaprono i bar, i ristoranti e i parrucchieri, vi dico sì doppiamente, anche egoisticamente ho bisogno di andare dal parrucchiere, ho voglia di andare a bermi un bicchiere di vino con i miei amici ristoratori, con le mie amiche ristoratrici, voglio andare a mangiarmi una pizza con la mia compagna, ma è ovvio che sono contento come voi, ma secondo voi ero felice a non andarci mai? Sì, ho un buon rapporto con me stesso, sto bene anche da solo, tutto sommato il mio lavoro non ha ricevuto grandi contraccolpi a parte il teatro, quindi io sono uno dei più privilegiati e lo so benissimo dentro la pandemia, quindi siamo tutti contenti che da lunedì si riparte. Però cerchiamo di avere un po' di onestà intellettuale, anche se è faticosa l'onestà intellettuale, ma è un esercizio che fa bene all'anima e al cuore e alla testa, dicendo che noi lunedì prossimo riapriamo perché non possiamo fare altro. Noi lunedì riapriamo, lunedì 18 riapriamo perché altrimenti moriamo economicamente. E allora questo azzardo va preso perché altrimenti si muore economicamente. Muore l'Italia a livello economico. E allora si parte e quindi è giusto partire. Ma per meglio dire è obbligatorio partire. Ma non mi dite che non ci sono più i pericoli, come dice Cacciari. Non mi dite che non ci sono più i rischi, come dice Cacciari. E non mi dite peggio ancora che le regole sono paternalistiche perché gli italiani saprebbero e sanno gestirsi e autoregolamentarsi da soli. Ma mi volete prendere per il culo? Gli italiani che stanno dimostrando una reazione meravigliosa, e siamo tutti d'accordo, sono così bravi che neanche hanno bisogno delle regole. Quindi cosa facciamo? I ristoranti li facciamo alla cazzo perché altrimenti si arrabbia Cacciari o si arrabbia quell'altro fenomeno dell'Harris Bar di Cipriani che ieri in televisione diceva che lui in 88 anni si è fatto soltanto un vaccino e gli ha fatto male perché gli è venuta l'influenza. E chi cazzo se ne frega? Vuol dire che sei fortunato tu, amico mio Cipriani, ma questo è un messaggio terrificante detto in televisione. Non c'entra niente, è un caso che ti sei ammalato dopo il vaccino, ma non è che puoi dire una cosa del genere o arrabbiarti perché sì, ma nel mio ristorante vige la regola dell'ospitalità e questo governo è stato un po' cattivo. Non è cattivo il governo, porca miseria, è cattivo il mondo, è cattiva la pandemia che ci è caduta addosso. Io sarei contento domani, lunedì, di andare alla formaggeria, al Dietro le Quinte, alla Pieve, i ristoranti che amo, ne dovrei citare 50 soltanto nella provincia di Arezzo, al Pane e Vino di Cortona, alla Tana degli Orsi di Prato Vecchio,
territorio, ne potrei citare 50 tutti meravigliosi, il lievito madre, eccetera, eccetera. Sarei contento di andarci con la mia compagna o da solo, col mio cane, senza divisori, senza plexiglass, senza distanza di sicurezza, senza le mascherine. Non si può fare. Non si può fare perché non c'è la cura, perché non c'è il vaccino e perché vi do una notizia clamorosa. Non è cambiato un cazzo rispetto a metà febbraio, perché non c'è una cura, non c'è un vaccino e se ci sono meno morti, non così tanto pochi, ma meno morti e più guariti e meno contagiati, non è perché improvvisamente è successo qualcosa, ma semplicemente perché non siamo usciti di casa. O siamo usciti poco, o non ci siamo più toccati. Ma se noi ricominciamo a toccarci, a uscire, ad abbracciarci, a baciarci, come io vorrei ovviamente fare, perché abbracciare un'amica e un'amica da lontano, metaforicamente dandogli il gomito così, mi fa anche schifo al cazzo, ma tocca farlo. Se noi ricominciamo a fare quello che facevamo a gennaio, noi siamo da capo e a quel punto la fase 2 non torna a essere la fase 1, diventa la fase 0. Ecco la mia paura qual è. Non voglio essere l'uccello del malaugurio, è così. Ed ecco l'altra grande cosa che mi fa incazzare. Noi siamo arrivati a questo appuntamento campale storico della riapertura il 18 maggio senza essere preparati a livello regionale e a livello nazionale. Io che vengo accusato alla cazzo, come il Fatto Quotidiano, di difendere troppo questo governo, non si tratta di difenderlo. Questo governo è il meno peggio tra i governi possibili, ma questo governo fa delle cazzate. Il governo è arrivato a questo appuntamento fondamentale senza essere pronto a livello di che tipo? Perché dico così? A livello di tracciamento, a livello di prevenzione, a livello di test. L'alcol non si trova, i guanti non si trovano, le mascherine a 50 centesimi sono già finite, i reagenti al tampone non si trovano, qui non puoi fare i tamponi, i test sierologici ci dicono fateli, ma poi c'è una circolare del Ministero della Salute, una nota del 9 maggio del Ministero della Salute che dice fateli, però sapete che c'è? È molto spesso probabile, capita quantomeno probabilmente, c'è una alta probabilità, diciamo così, che se siete asintomatici e voi risultate negativi per quel test sierologico, comunque voi siete malati, non ve ne accorgete, non ve l'ha detto il test. Però infettate gli altri, anche se siete convinti di essere guariti o di non aver mai avuto il coronavirus. E allora che cazzo serve il test sierologico? Ci dicono serve per dare una mappatura e per capire se l'hai avuto in passato attraverso una delle due immunoglobuline. Ho capito, però ci rendiamo conto che anche i test sierologici che non vengono fatti o vengono fatti poco non sono sicuri e non si sa qual è quello più efficace. E più i guanti, le mascherine, eccetera, eccetera. Poi a livello regionale. Ragazzi, a livello regionale, sapete quante regioni sono secondo chi se ne intende, il Comitato Tecnico Scientifico, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sapete quante sono le regioni italiane che sono pronte perché hanno fatto un tracciamento e una prevenzione e una conoscenza del territorio in seno ai contagiati sufficiente o media, non epocale, sufficiente o media. Sapete quante? 4 regioni, ve le dico, 2 del centrodestra, 2 del centrosinistra, Veneto, Friuli Venezia Giulia, centrodestra, complimenti a Zaia, complimenti a Federica, e non sono ironico, perché a me non me ne frega un cazzo di che parte politica sei, mi frega quello che dici e purtroppo spesso quelli che dicono le cose peggiori appartengono al centrodestra, ma non è una scelta mia, vi ho fatto degli esempi. Bravo Zaia, bravo Federica a governare questa emergenza. E poi 2 regioni del centro-sinistra, la mia, Toscana, Rossi, l'Emilia Romagna, Bonaccini, con cui ieri ero in televisione. Basta. Poi c'è la provincia di Bolzano, basta. 4 regioni, le altre non sono pronte e quelle messe peggio sono la Lombardia e il Piemonte. E la Lombardia è quella messa peggio, è quella meno preparata ed è quella dove ancora si muore di più. Ed è quella dove c'è una cittadina, un paese, in provincia di Pavia, con 400 persone riconosciute, malate, contagiate per un test sierologico, attraverso un test sierologico di metà aprile, un mese fa, un mese dopo a quelle 400 persone, quanti tamponi hanno fatto? A quelle 400 persone? 0. Quello potrebbe essere un focolaio, non si è mosso nessuno. Nessuno ha fatto un tampone a quelle persone. E allora cosa cazzo apri? Indiscriminatamente. Tu apri perché altrimenti si muore economicamente, ma diciamolo. Non mi prendete per il culo andando in televisione dicendo sì, ma i ristoranti possono aprire tutti normalmente. Bravi, aprite normalmente, così succede come è successo in Molise, dove in Molise si diceva sempre, si prendeva come esempio, ma non è giusto che stia chiusa il Molise per colpa della Lombardia, perché il Molise potrebbe uscire, e poteva anche essere giusto. Piccolo particolare, hanno fatto un funerale, hanno fatto sì che ci fossero molte persone presenti perché hanno dato un'autorizzazione, si sono ammalati in 70. E lì c'è un contagio, anzi c'è un focolaio in Molise che era sano.
Quel caso Molise può succedere in ogni parte d'Italia, allora bisogna stare molto attenti, e anche se certe regole danno fastidio a Cipriani, questo grande ristoratore con 27 ristoranti, eccetera, eccetera, e se danno fastidio a Cacciari, e se danno fastidio a tutti gli altri, danno fastidio anche a me, ci devono essere. Quindi bisognerà essere parecchio bravi. Ottimisti sì, deficienti no. Basta, ragazzi, ho parlato anche troppo, ho fatto un intervento lunghissimo, noi ci vediamo domani alle 5, solo su Instagram. Diretta, si chiameranno Scanzi Intervista, solo su Instagram. Domani sarà alle 5, gli altri orari non li so. Domani alle 5 con Luca Sommi, si parlerà di trasmissione, accordi e disaccordi, ma non solo, perché si parlerà di altro. Su Instagram extra politica quasi sempre, e poi ovviamente alle 19 ci troviamo qui con la nuova puntata di Scanzi Live, dove sì, purtroppo per me e per voi, si parla anche di politica, oserei dire soprattutto. Quindi ci vediamo domani, e adesso che sono le 19:50, tutti di corsa davanti alla televisione a guardare Feltri, scherzo, a guardare Sgarbi, scherzo, a guardare Facci, scherzo, a guardare Peter Gomez. Allora.